Pensiero del giorno, martedì 28 maggio. Portatori di gioia. State sempre lieti. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16. Per San Paolo, la gioia è una delle espressioni più belle della vita cristiana. Si può dire che sia il suo segno distintivo per eccellenza e il mezzo più efficace per testimoniarla. Ma potremmo chiederci: si può comandare a una persona di essere nella gioia? D'altra parte, sappiamo che la vita è piena di problemi e preoccupazioni che non ci permettono di essere sempre gioiosi. Una persona può essere esortata ad accettare in buona fede tutto ciò che accade, ma la gioia è un'altra cosa. La gioia è un sentimento che nasce spontaneamente dall'anima. Eppure per San Paolo c'è un motivo per cui, nonostante tutte le difficoltà, dobbiamo sempre e rimanere nella gioia. Ciò che porta a questo è la vita cristiana presa sul serio. Attraverso di essa Gesù vive pienamente in noi e con Lui non possiamo non essere nella gioia. È Lui la fonte della vera gioia, perché dà senso alla nostra vita. C'è quindi un segreto per rimanere sempre nella gioia. Consiste nel guardare Gesù affinché risplenda sempre in noi. Che questa parola ci aiuti a testimoniare questa gioia e a comunicarla al mondo che ci circonda. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita del dicembre 1987. Parola di vita, maggio 2024. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.